Ehi, cosa abbiamo qui? Ti ho portato il Bepi originale del 2004. Wow! Il Bepi originale del 2004 è veramente tanta roba, amico. Devi sapere che il Bepi all'inizio degli anni 2000 era molto famoso nelle province di Bergamo e anche in quelle attigue. Quanto ci vorresti fare? Beh, $25.000. Beh, $25.000 è un bel mucchio di bigliettoni, amico. Devo essere sicuro si tratti proprio di lui. Ti spiace se chiamo un esperto? No, amico, fa pure. Salve, Duca di Piazza Pontina. Buongiorno. Questo tizio sostiene che quello sia il Bepi originale del 2004. Beh, si tratta di una richiesta importante. Mi serve il suo parere. Ma a me mi sembra un po' esagerato questo Bepi. Però per essere sicuro che sia proprio lui, meglio che far parlare. Prova a parlare. Spandol Rut, Bedoniera, Rambasoso il Pal, Stinga le Mira al Savet, Andasqua il Mar. Ma per me è una coppia. E per dei pegni da fa anche male. Quanto può valere? Ma sì, cos'è svela franca, mia di più, Grazie, Duca. Prego. È stato molto utile. Beh, lo hai sentito cosa ha detto il Duca? Posso offrirti, diciamo, $3. D'accordo, amico. Perfetto. Non fare come noi. Cerca il dialetto autentico, che Elvira, che è il di commedie, per esempio. C'è chi dorme di commedia è il vero dialetto. Ma invece di pagare per andare a vedere la commedia, chiedi i biglietti gratis. Come da chi? A Oxo, che ne ho 80 miliardi in giro per la provincia di Punti Oxo. Entrate e con garbo dite una roba tipo ho sentito che hai i biglietti gratis e loro ve li danno. Us di As. Fate questo nome, Us di As, cioè voci delle As. Verstanden?